Allora, io ho cercato di curare sempre i denti, ho sempre seguito, ho avuto problemi da bambino, da quando avevo 6 anni, e mamma mi mandava sempre dal dentista. Quindi non è che Però non ci andavi dal dentista tu, ci andavi. ci andavo, però non ho mai risolto, ho sempre avuto, mi sono caduti i denti, ho avuto carie forti, mi hanno devitalizzato i denti, però il problema è sempre lo stesso. Poi con l'età è aumentata, appunto ho cominciato a avere i buchi laterali. Cos'è che soffre un uomo quando perde i denti? Cos'è che prova? A me quello che mi faceva soffrire era il sorriso, mi vergognavo ad aprire Con la le bocca, persone. quindi con le persone, sì. Questo. E poi mi accorgevo che Più un lavoro... anche il movimento della bocca non era naturale, cioè mi mordevo la lingua quando masticavo. C'avevi le protesi in bocca, lo Sì. scheletrato. Era più un problema a livello di sfera familiare, lavorativa o amici? Cos'è che ti impattava di più? In generale, sì, con la famiglia, magari con i miei figli anche, io ho figli piccoli, Ti diceva, quindi babbo, ma cos'hai in bocca? Ti diceva. sì, è vero, molte volte dicevo, sembri quasi come il nonno che c'ha i 2 denti così. Dracula. Sì, esatto. E lo so, mi sento emozionato perché io penso che da ieri sera, quando mi si è stata installata la protesi, ho una vita nuova, una seconda vita, una rinascita. Cosa hai Per provato? me. Ti sei guardato allo specchio, sei arrivato in camera Sì, dell'appartamento? Quando Ti sei sono guardato allo uscito da qui specchio? dalla clinica ancora non ci credevo, sentivo la bocca piena, così va bene. Quando arrivo in camera, all'appartamento, mi guardo allo specchio, vabbè, un po' le Gonfio, guancette cioè ancora i gonfie, lividi qua. lividi e Tu cose. hai appena fatto la chirurgia, hai appena Sì, fatto ho la... finito martedì, quindi diciamo che in 4 giorni sono stati estratti i denti e messi gli rimessi impianti, nuovi. abbiamo guardato ora l'attacco e sono perfetti. Sì, Hai veramente un buon lavoro chirurgico, è stato eseguito, però ti ha già avvitato delle protesi. sì. Sei andato in camera, Sono andato in camera, ho aperto la bocca, prima ho riso e poi ho pianto, mi sono commosso. Veramente, ho detto, mai t'avvai. lui è un sardo come me. Sì, E anche e siamo tu, anche espatriati, siamo tutti e Sì. due espatriati. Tu stai in Svizzera. Io sono in Svizzera, a Berna, vicino a Berna. Sì. Vicino a Berna, parli il sardo, l'italiano, il Parlo il tedesco. tedesco e poi mia moglie è portoghese, quindi ho dovuto imparare anche portoghese. un po' di portoghese. Sì. I sardi diciamo che almeno quegli espatriati almeno 4 lingue le parlano, quello che E ho siamo notato, avvantaggiati un po' tra sardo Sì, e italiano. spagnolo, siamo bilingue. sardo e anche portoghese. Sì. Qua stiamo guardando la sala chirurgica, questa è Che stanno lavorando. dove si inizia il percorso. Questa sala chirurgica dove si va a togliere anni di problemi, basta, si mettono le viti, gli impianti dentali, dopodiché passi nel blocco protesico e si inizia il percorso nuovo di vita. Io vorrei sottolineare questo, che agli inizi ero un po', con tutte le cose che si sentono un po' insicuro. Metto piede qua in clinica, il mondo cambia. Veramente, dai una sensazione di sicurezza, Serenità. di serenità. Cioè, tutto il personale non lo vedi stressato, non lo vedi, sono tutti tranquilli col sorriso, ti assistono, ti accolgono, tu. E ho disegnato come se fosse l'ospedale dove io vorrei essere curato. Ma Con la musica, Mozart o Einaudi, Sì, sì. i ragazzi rilassati, spazi ampi, luminosi dove vedo tutto quello che accade, quello che succede. Non ci sono muri che Appunto, è questo creano che è paura, importante, c'è la barriere. trasparenza, sai, si vede Vedi cosa quello stanno che fa. facendo, vedi che sta sterilizzando gli strumenti, vedi che sta imbustando i ferri, vedi che gli sta monitorando la pressione e soprattutto anche gli accompagnatori, marito o moglie, possono vedere che cosa sta facendo la moglie sotto i ferri. Questo è importante. Dopo che mi fanno anestesia generale, sala degenza, quindi si riposa. Quindi vorrei Questo è il nostro. riposare dopo l'intervento, non subito essere buttato nella sala d'attesa con altre persone che magari si impressionano anche, ma mi viene da vomitare dalla tensione, potrei avere le nausee e quindi è meglio stare in una sala rilassante, di recupero, una sala di recupero. Gli appartamenti subito sopra
Ok, se dovessi parlare con uno che ti dice ma dove vai a fare i denti? Ma statene qua a Sassari a farti i denti, a Cagliari. Ma dove vai? Ma lì ti ammazza. Sì, ma preferisco quasi essere ammazzato ma venire qua a Chisinau. Vabbè, tu Veramente. sei un sardo diverso o un italiano diverso perché sei abituato, sei un giramondo. Cioè, Sì. per te prendere un aereo, il passaporto ce l'hai in mano. Sì, però C'è gente che non ha mai se volato. ok, però diciamo che 1 ora e mezza, 2 ore di volo si può sacrificare per risolvere dei problemi di salute. In Svizzera, a Berna, quanto avresti potuto spendere per fare tutto il lavoro così, in zirconio e impianti? Io Hai ho mai chiesto fatto? un preventivo Sì? anche a Berna, Ok. però avrei potuto comprare una casa con quel preventivo là. Si parla di 60.000 franchi, Ok. che In sono euro? circa 60.000 euro. 60.000 euro. 59, Con lo zirconio, con i denti in 58. zirconio? No, la base. La base, quindi. Se Sì. fai zirconio, a quanto saresti arrivato? Non ho chiesto. Non l'hai chiesto. Sinceramente non ho chiesto. E la Però- cassa ammalati non le passa No, le cure? questo non lo ricopre, Non lo sai, non lo ricopre solo le cure di base. copre. La piorrea, la cura? Sì, questo sì. La piorrea, la cura. Sì. Buono, quello sono d'accordo, insomma è una malattia Però le invalidante ricostruzioni cronica. no. Mettere gli impianti, le protesi no. Neanche se paghi di più, il premio no. No, questo non lo ricopre. Per essere coperta bisogna fare un'assicurazione extra sulla cassa malattia da bambini, da quando nascono. Ah, devi già pagare Sì. dall'inizio? Allora Ok. sì, allora coprono. Quindi Anche nel anche, tempo. neanche in Svizzera sono coperte le cure completamente? assolutamente. Ok. La stessa situazione Germania e Inghilterra non ne parliamo. È un problema globale quello del dentista. È un extra, pensano. È come dire una cura accessoria. La bocca non fa parte del corpo umano. In realtà è proprio qua che inizia l'alimentazione. Se uno non mangia, digerisce a pezzetti, gli vengono le malattie e inizia a deperirsi. Malattie intestinali allo stomaco. Non sono d'accordo, anche perché curare una bocca non è costoso. Cioè se tu vai a vedere tutti quelli che sono i materiali che servono, di tasse nella vita hai pagato molto di più di quello che serve. La ricostruisci 20 volte la bocca con tutte le tasse che paghi nella vita. Non capisco perché non debba essere coperta. Non è riconosciuta Non sono d'accordo. Ci sono molte altre cose invece che vengono coperte dal sistema sanitario. Lui è l'anestesista. Ah sì. Beh, l'anestesista che si occupa di supervisionare poi Lui controlla appunto tutta la... come si chiama? gli apparecchi, loro Come si l'anestesia chiama generale. il chirurgo con non mi ricordo il suo nome, è lui che mi ha fatto l'estrazione. Sì, si chiama Andrei. Ce ne sono E diversi. lui Andiamo di qua. Blocco operatorio, l'abbiamo visto. Quindi in definitiva prendere un aereo, 1 ora e mezza, 2 ore di... 2 ore di volo. No? Quanto puoi aver risparmiato con 2 ore di volo? Allora, prima di tutto, risparmiato economicamente Rispetto a se ti fossi curato sotto casa, almeno un 50.000 euro, almeno. almeno. Boh, con quei 50.000 euro che ci farai? Forse comprerò casa in Sardegna. Dai, intervista è finita ragazzi, ci vediamo in Sardegna in vecchiaia, ciao. Io devo vollere. Dio vollere, ciao. Grazie mille. In bocca al Dica, lupo per tutto. goditi i Veramente. denti. Goditi. Eh. Facciamo. Allora. Che volevi aggiungere? Allora, a me prima mi è sfuggito un particolare molto importante. Devo ringraziare a Dottor Palmas, che è un nostro vanto per noi sardi, che sta portando la Sardegna in Europa, probabilmente anche nel mondo. La Probabilmente voce è ci già arriva- arrivata anche nel mondo, la voce. E questo noi sardi ringraziare il nostro orgoglio, dai, un pochino. Grazie. Sì. Veramente, questo lo diciamo di cuore. È qua che siamo appunto 5, un po' da... Italiani sì, vicini. però sardi dopo. Grazie. Dalla Sardegna non mi ha ancora chiamato nessuno, No? né presidente, né niente, Nessuno. nessuno mi ha chiamato nessuno. Si sa che la Sardegna è sempre Questo è un Però Beh. mi hanno fatto i complimenti, il ministro qua, il ministro là, addirittura a Dubai mi hanno premiato, mi hanno chiesto addirittura di aprire una clinica in Qatar, però ho detto no ragazzi, io se volevo il caldo faccio in Sardegna, non vengo in Qatar. Almeno